Tutto pronto per il calcio d'inizio che arriva in questo momento con la formazione Roma Calcio 8 che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e subito in possesso palla, maglia rossa invece per gli avversari, Cottini, Stefano, Gomme. Subito un possesso palla in mezzo al campo con la Roma Calcio 8 che prova a giostrare la manovra con un pallone interessante portato in avanti. Ora la palla finisce al numero 11, versante di sinistra, che prova il lancio lungo verso il compagno, la spizza il numero 4, poi recupera palla la formazione in maglia rossa. C'è anche un tocco che proietta la palla in fallo laterale. Lancio in profondità per il numero 17, si tratta di Federico Volpi, recupera la difesa però della Roma Calcio a 8. Possesso palla per la Roma Calcio 8 con il centrocampista in maglia numero 8 Chella che prova a smistare verso il compagno di squadra, poi il numero 4 porta avanti questa manovra in mezzo al campo. Attenzione, c'è lo spazio per andare alla conclusione, la parata del portiere del Cottini, Stefano Gomme. C'è una prima respinta, poi la difesa del Cottini allontana con il capitano a tentare una rincorsa del pallone che però viene spazzato via dal portiere. Ops. Da capo, grazie. Può giocare. Vieni, è andato! Arriva! Attenzione a questo lancio lungo dalla parte opposta, buono il controllo, non altrettanto il dribbling successivo, quindi possesso palla per la Roma Calcio 8 che ha spazio adesso sul versante di destra, ancora una volta con il numero 4 Daniele Lorusso che va a lottare su questo possesso palla, non riesce a guadagnare il calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per il portiere che va subito ad appoggiare verso il difensore, poi il numero 8 Danilo Croce a smistare verso il compagno di reparto Antonini, pallone che finisce sulla destra, lo stop preciso di Dorazio. Attenzione a questa manovra dalla destra, c'è un atterramento in area, poi il numero 24 prova questa conclusione, concesso il calcio d'angolo dal direttore di gara, ci ha provato dalla distanza. Il numero 24 Tajani. La rimessa con le mani, poi il capitano in mezzo a due avversari non riesce a girarsi, il possesso però ancora del Cottini che prova ad innescare la manovra dei propri attaccanti. Attenzione a questo dribbling da parte ancora una volta del numero 10 che però perde il pallone, lascia spazio al contropiede avversario, rientra la difesa del Cottini che riesce a tamponare questa situazione di difficoltà. Si riparte sul versante di destra con il numero 5 d'Alessandro, poi una conclusione dalla distanza che non va ad impensierire minimamente il portiere Alberto Galassi. De Vecchis per Antonini, pallone che finisce dalle parti di Danilo Croce. Ancora un capovolgimento di fronte, un po' di confusione in queste battute iniziali di partita. Alla fine
pallone che viene arpionato dal numero 17 Federico Volpi. Ora ancora Dorazio, attenzione a Dorazio, perde il pallone, va ad innescare la manovra del numero 9 Simone Feola. Forse c'è lo spazio per andare alla conclusione, così non è. Riparte allora la formazione in maglia rossa con Danilo Croce, una serie di finte di Croce, poi Dorazio con il sinistro, pallone che finisce in out. Ci sarà calcio d'angolo per il Cottini, Staibano Gomme, calcio d'angolo che verrà battuto dalla destra. Parte la parabola, in mezzo all'aria c'è un colpo di testa ad allontanare, si riprenderà con una rimessa laterale. Filippo Tajani alla battuta, riceve ancora il numero 24, pallone sul sinistro, uno sguardo in mezzo al campo. Viene chiamato il time out. Laterale bianca. Non è time out, è laterale bianca, ragazzi. Ho capito? Oh, poi quello che è successo fate quello che è. Io ti dico la regola è che è laterale bianca. A posto! Croce allarga verso la sinistra dove è libero di agire Zampetti. Ancora un errore in mezzo al campo, alla fine riesce a mettere ordine Cichella. Tajani per Zampetti. Tajani che è andato ad occupare la posizione di centrale di difesa, alla fine il velo di Dorazio è costretto a chiamare la scivolata di Quinquino. Prova a mettere un po' di ordine la Roma calcio 8. Lancio lungo in profondità verso il bomber, maglia numero 9 Simone Feola, che gioca di sponda, poi pallone giocato da Cichella, il numero, e forse c'è anche un fallo. Ci sarà punizione per la formazione della Roma calcio 8 sul punto di battuta Luca Cichella. Parte Luca Cichella, traiettoria sporcata dal portiere che va a concedere un calcio d'angolo per il numero 4 che poi sbaglia la misura e la spedisce direttamente in out dalla parte opposta, laterale per il Cottini Staibano Gomme, con una partita che stenta a decollare, tanti errori da una parte e dall'altra, un po' di confusione. Messa con le mani, poi pallone che viene allontanato, non riesce il laterale di destra del Cottini a mantenere il possesso palla, che adesso è tra le gambe di Feola. Poi De Vecchis porta avanti la manovra per Dorazio, che prova a far tutto da solo. Dorazio, pallone messo in mezzo, allontanato dalla difesa
poi l'appoggio nei confronti del portiere che può andare a far ricominciare la manovra. Forse un fallo, eccolo, segnalato dal direttore di gara, si comincia subito, c'è spazio sulla destra, poi l'intervento, parte il contropiede del Cottini, da solo Danilo Croce, lo scatto di Zampetti che non viene servito dal compagno, pallone che rimane ancora in zona d'attacco per la Roma Calcio 8. Pallone allontanato, Zampetti a rincorrolo, c'è anche Federico Volpi che reclama un fallo, poi riesce a mettere ordine Alessio Oliva. D'Alessandro, ancora D'Alessandro dalla parte opposta. Troppi errori in questa fase di gioco, ora attenzione alla manovra del Cottini, rasoiata in mezzo all'area che non trova però nessun compagno, pallone poi troppo lungo per Simone Feola. Galassi rimette in gioco questo pallone, Croce per Filippo Tajani. Ora c'è De Vecchis che va al lancio lungo fuori misura. Nulla di fatto, si riprende con una rimessa avvenuta immediatamente con il Cottini che può portarsi in zona d'attacco. Ancora un fallo segnalato dal direttore di gara. Atterrato il numero 10, Daniele Dorazio. La battuta di Dorazio, rasoiata, che sfila alla destra del portiere. Ricomincia la manovra della formazione in tenuta bianca con un possesso palla in zona di difesa direttamente dal centrocampo, il pallone che finisce per l'attaccante Feola, può innescare la corsa del numero 3 che preferisce ricominciare, c'è però un errore in mezzo al campo. Dorazio, attenzione allo scatto dalla parte forte del numero 13, recupera Alessio Oliva. D'Alessandro, si ricomincia dalle retrovie, poi il numero 8 Cichella prova dalla distanza. Attenzione, c'è spazio sulla sinistra per il numero 11, tenta l'1 contro 1, ci riesce, pallone messo dentro, non riesce a servire nessun compagno, la palla sfila al di là della linea del fallo laterale, ci sarà rimessa con le mani per la Roma Calcio 8. Pallone allontanato, c'è il controllo che prova ad innescare la corsa di Dorazio, che prova ad aggredire ogni pallone, poi ancora il Cottini in zona d'attacco,
sbaglia il controllo, la laterale in maglia rossa regala il pallone agli avversari. Lancio lungo dalla parte opposta, controllo di Oliva che va a ricevere ancora il pallone. Oliva prova una conclusione, pallone che sfiola al lato, non di molto, dall'incrocio dei pali. Siamo giunti al quarto d'ora del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, tanta confusione in campo, meccanismi un po' arrugginiti da ambo i lati, nessuna delle due formazioni riesce a creare, da segnalare, occasioni da segnalare sono state veramente molto poche. Zampetti perde il possesso su questa palla, potrà giocare però di una rimessa laterale con le mani. Ma che è? Ma dove uscire? Ma se sto io fuori? Oliva, ancora Oliva, prova l'iniziativa personale, pallone messo dentro. Attenzione alla sgroppata di Orazio. Con le mani verso Danilo Croce che chiama in aiuto De Vecchis. C'è l'opportunità e anche il gol di Dorazio che fa 1-0 quando siamo giunti intorno al 16° minuto di gioco. (1-0) per il Cottini che è passato in vantaggio un po' a sorpresa perché la situazione era di sostanziale equilibrio fino a questo momento in campo. Ora la Roma Calciotto dovrà spingere sul pedale dell'acceleratore per recuperare questo match con il primo tempo che si accinge a concludersi. Colpo di testa, pallone recuperato da Stefano Fratini. Feola prova a fare un po' di pressing senza alcuna efficacia, rimessa che sarà affidata all'estremo difensore del Cottini. Zampetti, appoggio con il sinistro ancora per Danilo Croce, pallone smistato dalla parte opposta e si ricomincia dalle parti dell'ultimo difensore del Cottini che adesso sta provando a mettere un po' di ordine in mezzo al campo. Buona questa trama di gioco, parte il pallone innescato ancora una volta per il capitano che poi va a reclamare anche un tocco con il braccio, tocco sospetto non segnalato però dalla direzione arbitrale, quindi si continua a giocare sempre sul risultato di 1-0 in favore della formazione in maglia rossa. Attenzione a questo pallone sventagliato sulla sinistra, c'è un fallo segnalato dal direttore di gara. La zona interessante, potrà battere un calcio di punizione Roma Calcio 8 GSA. Un'occasione davvero ghiotta.
difesa. Ancora la Roma Calcio 8 in fase d'attacco, ancora con il numero 10 che va alla conclusione, alta sopra la traversa. Reclama palla Dorazio, che intanto si è spostato sul versante di sinistra, azione che però si sviluppa esattamente dalla parte opposta con il possesso palla ancora per la formazione in maglia rossa. Un altro fallo segnalato dal direttore di gara, anche un po' di nervosismo in questa fase di gioco. De Vecchis sul punto di battuta, due gli uomini in barriera, pallone chiamato facilmente dall'estremo difensore che riesce ad innescare subito la manovra del numero 3. Troppi errori, Alessio Oliva non è riuscito a rendere efficace questa manovra di gioco. Si ripartirà dalla parte opposta ancora con una rimessa in gioco da parte del portiere che va lungo con le mani, una zona di nessuno. Da solo Feola, innocuo fino a questo momento, non all'altezza della sua caratura tecnica, la prestazione del bomber in maglia numero 9, che però sinceramente è stato servito veramente poco dai propri compagni. Allora è proprio lui che sbaglia questo controllo e regala la palla agli avversari. Galassi per il compagno, poi Volpi riesce ad appoggiare dietro, reclama ancora il pallone, lancio lungo in profondità. Ancora fase molto confusa di gioco. Triangolo che si chiude in maniera precisa, poi interviene la difesa a stoppare questa azione in contropiede da Roma Calcio 8. Dal calcio d'angolo lo schema, pallone messo in mezzo, allontanato da Petricca. C'è spazio dalla parte opposta. Attenzione a questa conclusione. Feola. C'è possibilità di andare al traversone, alla fine una rasoiata dentro e c'è una conclusione. Alessio Oliva ci ha provato da distanza ravvicinata senza riuscire però a buttarla alle spalle del portiere avversario. Siamo vicini allo scadere del primo tempo, risultato fermo sull'1-0 per il Cottini, Staibano Gomme. Con le mani pallone per Simone Zampetti. Ancora il lancio lungo della difesa per il numero 7.
si porta il pallone sul sinistro, c'è anche una deviazione, alla fine nessun pericolo, arriva il duplice fischio al termine di questo primo tempo, 1-0 per il Cottini Stabbiano Come ai danni della Roma Calcio 8 GSA. Ricomincia il secondo tempo con il risultato inchiodato sull'1-0 in favore del Cottini Stabbiano Come, che adesso è subito in possesso palla. Croce prova a far tutto da solo, poi il pallone allargato con qualche problema riesce a conquistare comunque un fallo laterale. Attenzione, Zampetti andrà con le mani, rimessa lunga direttamente per Petricca, poi la girata splendida di Dorazio che è andato a lambire il palo, azione che continua, il controtraversone di De Vecchis. C'è spazio per Feola, Croce, pallone che viene allontanato ancora verso il capitano, decisamente il migliore in campo fino a questo momento. Lui l'autore del gol dell'1-0, sta facendo praticamente tutto da solo, De Vecchis. C'è spazio sulla sinistra per andare alla traversone che avviene, sporcato, ci sarà calcio d'angolo. Attenzione a Dorazio, può svettare però il numero 4, Dorazio ancora prova a fare tutto da solo, alla fine deve arrendersi al raddoppio degli avversari. Provato il controllo della Roma Calcio 8, poco efficace, ancora il Cottini a fare tutto da solo. Attenzione a questa conclusione molto interessante al volo di destro. Petricca ci ha provato sugli sviluppi di questa azione, non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta per questione davvero di centimetri. Sestili aveva provato ad innescare la manovra nei confronti di Feola. Rimessa con le mani, destro ad allontanare, ancora Sestili a lottare in mezzo al campo, dove però è più efficace l'intervento di Croce. Dorazio tra due avversari prova a fare tutto da solo, vediamo se alla fine ci sarà anche il fallo. Arriva il fischio da parte del direttore di gara. Attenzione a questo lancio lungo dalla parte opposta, facile preda della difesa avversaria, poi concede il calcio d'angolo il portiere della Roma Calcio a 8. Ancora con il sinistro l'autore del gol del vantaggio con un gesto atletico. Attenzione a questo pallone appionato da Feola.
reclama De Vecchis, la pallone dalla parte opposta, alla fine è arpionato però da Croce. C'è spazio per la manovra portata avanti da Dorazio. Feola. Ora è la Roma Calcio 8 che prova a spingere sul pedale dall'acceleratore. Rimessa dal fondo per la Roma Calcio 8. Cichella per Rossi. Largo, c'era libero Sestili. In questo caso il fallo non è stato segnalato. Il Dorazio va ad innescare la manovra d'attacco con una conclusione di Petricca. Attenzione a questa conclusione, c'è il gol splendido del numero 23. Due a 0 per il Cottini, Stefano Gomme. Pallone allargato in maniera precisa sulla sinistra, ancora possesso palla per il Cottini, arriva però il fischio del direttore di gara. Tanto nervosismo in campo. Partita che sta per riprendere il gioco dopo minuti di alta tensione in campo con tanto nervosismo e tanti soprattutto faccia a faccia. Ora la situazione sembra essersi ristabilita. La Roma Calcio 8 deve recuperare 2 gol di svantaggio, una serie di rimpalli. C'è l'opportunità di andare alla conclusione. Subito occasione per la Roma Calcio 8 con il capitano. Poi lancio lungo in profondità per Feola, stoppato in calcio d'angolo. Ecco un'altra conclusione, pallone che va a baciare la parte bassa della traversa per poi spegnersi nuovamente in calcio d'angolo. Ancora una possibilità per la Roma Calcio 8 che adesso però è costretta a subire il contropiede. La corsa del numero 10, pallone un po' troppo lungo
probabilmente dovrà ricominciare. Il pallone messo dentro dalla parte opposta, c'è spazio per andare alla conclusione. Alla fine il numero 3 con il destro segna il 3-0. Si ricomincia con il parziale di 3-0 e Daniela Roma calcio a 8, che adesso non sembra più essere in partita. Ancora un tiro da fuori aria da parte del Cottini, arriva lo schema, pallone allontanato dal numero 3, stesso numero di maglia per l'avversario che allontana il pallone. Feola riesce nel controllo, poi il destro, pallone sporcato in calcio d'angolo. Sestili, traiettoria centrale, poi Dorazio prova a fare tutto da solo come suo solito. Cichella, punizione battuta immediatamente, attenzione alla destra di Feola che sbaglia un gol praticamente fatto. Ci sarà calcio d'angolo battuto immediatamente, pallone affidato nuovamente a colui che ha battuto il calcio d'angolo, poi il numero 3 alla conclusione, sporcata nuovamente dal portiere del Cottini, che sta subendo in questo momento la reazione della Roma calcio a 8. Il sinistro non riesce a svettare Oliva, ancora Oliva, l'appoggio per il numero 8 Cichella, va con il destro Cichella, poi l'opportunità, palla che va a finire dalla parte opposta, ancora una conclusione in diagonale che incontra direttamente i piedi di Feola. Time out chiamato dalla panchina. Mancano poco più di 10 minuti al termine di questa partita. Sta conducendo il match la formazione in maglia rossa, forte del triplo vantaggio. 3-0 che per il momento non lascia scampo agli avversari. Ora un pallone appoggiato di testa. Rossi è andato ad appoggiare dalla parte opposta, poi il rasoterra per Feola che cade, ma possesso ancora per la formazione in maglia bianca. Feola, buono l'appoggio, poi il numero 14 Rossi, in mezzo a 3 avversari. La corsa del numero 17, il pallone messo dentro, la parata del portiere.
cartellino rosso mostrato in faccia a Simone Feola. Situazione che si fa ancora più difficile per la Roma Calcio 8, che adesso dovrà terminare il match in inferiorità numerica. Vediamo se ci sarà una reazione almeno quantomeno per il gol della bandiera. In mezzo al campo De Vecchis. De Vecchis, ancora De Vecchis fa possesso palla, formazione in maglia rossa. Un altro lancio lungo, buono l'aggancio in mezzo all'area, il tiro bloccato dal portiere del Cottini. Possesso palla per il Cottini, che prova a sfruttare la superiorità numerica. Ancora una parabola dalla parte opposta per Petricca. Poi Volpi. Petricca. Ricomincia dall'ultimo di difesa, De Vecchis. Riceve il pallone. Roselli. Per Volpi. Prova a piazzarla Volpi. Cichella. Azione in solitaria Cichella, si procede a ritmi davvero molto bassi. Match compromesso per la Roma Calcio 8. Tanto ancora una azione, il contropiede portato avanti dal numero 23, lui che è autore del gol del 2-0, preferisce però ricominciare la manovra direttamente da De Vecchis, che poi la smista in difesa. Tajani. Stasera quando va a casa va a straincicare la mandibola, che fa? Ma quanto parla quell'altro? Ok, magari. No. Ma guarda, ancora parlare? Posso dire? Non parlare con me, devi velocizzare. Ma dai, Gesù! Ma dai, non manco un paracchia, dai! Non parlare con me, devi dire a lui di far veloce. Rapporto con gli altri. Ancora che parli con me. No, devi parlare con lui. Troppo sull'altro. Troppa confusione per la Roma Calcio 8, ne ha approfittato la formazione del Cottini, che adesso gestisce il possesso palla nel tentativo di lasciar scorrere in maniera più sicura possibile questi ultimi minuti di gioco. Ancora il possesso palla del Cottini. C'era l'opportunità forse di andare alla conclusione. Azione in solitaria dalla Roma Calcio 8. Questo è stupido proprio. No, no, no. No, vabbè, ma posso dire? No, però sai che c'è poi i giocatori suoi. Attenzione al traversone
Riparte la manovra del Cottini, situazione di 2 contro 2, prova a fare tutto da solo, poi il diagonale, non di molto a lato. Oliva, Cichella per indelicato, Cichella, ora Quinquino, azione in solitaria del numero 4 che va ad ingabbiarsi in mezzo a 4 avversari. Occasione direttamente da calcio piazzato dalla distanza con il mancino. Era andato l'ultimo della Roma Calciotto in maglia numero 11, Quinquino. E arriva anche il triplice fischio, ricordiamo il risultato in favore del Cottini. Staibano Gomme, 3-0 il risultato finale con la formazione in maglia rossa che vola a 24 punti in classifica, rimane a 17 invece la Roma Calcio 8.